Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo parlando di sanità, anzi di mobilità sanitaria. Sono circa 180.000 all'anno i pazienti di altre regioni che vengono a curarsi in Lombardia. Secondo i dati forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, sono stati in particolare 7.264 i ricoveri oncologici per malati giunti appunto da fuori regione. Per queste prestazioni la Lombardia vanta ogni anno un credito di circa 600 milioni verso le altre regioni, soldi che vengono poi rimborsati. Il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente uscente della Commissione Sanità, spiega che il pendolarismo sanitario è in aumento negli ultimi anni. La richiesta di Monti è che per i reparti e gli interventi specialistici venga riconosciuta la valenza nazionale e siano così aumentati gli investimenti dello Stato sulla sanità lombarda. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora a Gallarate, dove è stato firmato il patto per la legalità tra Comune e Guardia di Finanza. Vediamo di cosa si tratta nel servizio curato da Annalisa Colombo. Anche a Gallarate è stato firmato ufficialmente il protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza. Grazie a questo accordo l'Ufficio Tecnico Comunale avrà il supporto della Guardia di Finanza nell'attività di controllo preventivo sulle aziende che parteciperanno alle gare d'appalto per i progetti legati al PNRR. Il PNRR sono risorse della collettività che vanno ben spese e sicuramente un modo per controllare meglio chi lavora col Comune di Gallarate è quello di avvalersi di chi può controllare i soggetti che vincono gli appalti o i subappalti legati alle progettualità di Gallarate. La Guardia di Finanza già in altra realtà aveva sottoscritto questo protocollo d'intesa e gli uffici mi hanno caldeggiato appunto la possibilità di avvalersi anche qui a Gallarate della Guardia di Finanza. Insomma, io li ringrazio perché comunque è un aggravio anche per la loro attività, ma è qualcosa che serve per far sì che le risorse galatesi vengano spese bene, insomma, e anche magari le aziende che non sono esattamente specchiate non si avvicinano nemmeno a Gallarate. Questo protocollo d'intesa permetterà di ricevere da parte dell'amministrazione comunale i dati, quindi forniti alla Guardia di Finanza, che verranno elaborati da un'aliquota di personale mediante l'utilizzo delle numerose banche dati in uso al corpo a carattere nazionale e talune anche internazionali. Le stesse quindi permetteranno di tracciare un profilo economico-finanziario e eventualmente anche criminale dei soggetti che decidessero di partecipare a questi bandi, fornendo dunque importanti informazioni all'amministrazione al fine della conclusione dell'iter. A Busto Orsizio, un locale, la pizzeria Capri, ha esposto un cartello che invita i clienti a lasciare in cassa la carta d'identità prima di uscire a fumare. Il fatto curioso ha una spiegazione: da qualche tempo si registra il fenomeno delle fughe dopo aver mangiato senza pagare e lo stratagemma è appunto quello di uscire per la sigaretta. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. Spostiamoci ora a Varese, cambiano i negozi nel centro storico, ci sono tanti locali ora vuoti. Siamo andati a vedere la situazione nell'isola pedonale. Ecco il servizio. Negli ultimi 10 anni a livello nazionale sono spariti 100.000 negozi. Si tratta soprattutto di attività per la vendita di libri, giocattoli e abbigliamento. Il problema tocca soprattutto i centri storici. E allora vediamo la situazione nell'isola pedonale di Varese. Da una verifica sul campo sono 15 oggi le attività commerciali chiuse, vuote, in attesa che entri un nuovo esercente. Sono distribuite equamente nel cuore di Varese, Corso Matteotti, i vicoli dietro la Basilica, Piazza San Vittore e pure nel ring pedonale di Piazza Giovine Italia. Quindi sono tanti. Che cosa tiene e anzi cresce a livello commerciale? Il settore food con bar e ristoranti, l'ottica e le vetrine di compravendite immobiliari. La crisi delle vendite tradizionali è da imputare in larga parte al commercio online, ma sentendo gli operatori varesini incide nell'isola pedonale anche il costo degli affitti. A Castelletto Ticino grande mobilitazione per salvare Tina, un cinghiale che l'ASL vorrebbe abbattere. Il servizio. In meno di 2 giorni sono state raccolte oltre 23.000 firme per chiedere di salvare la vita a Tina.
Sul web è stata lanciata una petizione che invita il direttore generale dell'ASL Novara, Angelo Penna, a fermare l'abbattimento di questo animale, nato da madre maialino vietnamita e papà cinghiale. È stato adottato da una famiglia di Castelletto Ticino lo scorso agosto, quando aveva pochi giorni di vita. Abbandonato dai genitori, rischiava di morire di fame. E biberon di latte dopo biberon è cresciuta, raccontano al rifugio Miletta di Agrati Conturbia, insieme ai cani di queste persone. Ma il destino nefasto di Tina non si è fatto attendere. Dopo una prima ispezione tutto sembrava destinato a risolversi positivamente, ma a fine gennaio, riscontrata la mancanza di una doppia recinzione, peraltro non richiesta nel precedente controllo, proseguono dal rifugio, è stato imposto l'abbattimento. E proprio il rifugio Miletta ha incaricato ora l'avvocato Angelita Carruocciolo di presentare un ricorso con richiesta urgente di sospensiva al TAR. Polemiche in via Crispi a Varese per il degrado lasciato dagli escrementi di cani. Il servizio è di Marco Croci. La pazienza è ormai finita e per rendere ancora più esplicito il concetto, i residenti della zona hanno affisso numerosi cartelli lungo la strada su entrambi i lati. Questo marciapiede non è una toilette per cani, vi chiediamo rispetto. Recitano così gli avvisi collocati nei giorni scorsi sulle recinzioni di via Crispi a Varese. Qui nelle scorse settimane c'erano state roventi polemiche per la presenza di numerose deiezioni canine non raccolte dai proprietari. Il passaggio sul marciapiede, insomma, si è trasformato in una sorta di percorso a ostacoli. La situazione è diventata talmente grave che perfino il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito ha chiesto a Palazzo Estense di intervenire, predisponendo controlli da parte della polizia locale. Nel frattempo però i residenti del quartiere si sono organizzati e hanno tappezzato la strada con cartelli. Nessuna richiesta assurda, soltanto civiltà e il rispetto delle regole. E di degrado a Varese si parla anche per Biumo Inferiore. Vediamo perché nel servizio di Barbara Zanetti. Le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Nell'ex area Cagna a Biumo Inferiore, per tutta la via Cairoli al centro di Biumo, è ancora allarme degrado e sporcizia. Infatti, dove ci sono le attività commerciali, la pulizia viene compiuta dai proprietari e gestori dei locali, mentre a ripulire tutta l'area del futuro studentato non c'è praticamente nessuno. Qua vengono trovati immondizie, vetri rotti, i portici sono delle vere e proprie toilette per cani e a completare il tutto ci sono portici imbrattati di scritte. Alcuni residenti hanno sollecitato la pulizia dei graffiti e anche della pavimentazione. Pulizia della pavimentazione necessaria, come avviene in Corso Matteotti, visto che quell'area di Biumo è considerata una sorta di piccolo centro nel centro. E ancora a Varese, dove è iniziato lo smantellamento dei ponteggi al Palazzo dell'Inps nel centro storico. Ci racconta tutto Renata Manzoni, le immagini sono di Agenzia Blitz. Sono terminati i lavori di ristrutturazione al Palazzo dell'Inps in centro, quello che da una parte dà su Corso Aldomoro e da un'altra su Via Volta, oltre che sulla piazza centrale della città, cioè piazza Montegrappa. Questa mattina gli operai erano al lavoro in Via Volta per smontare nel più breve tempo possibile i ponteggi che per oltre 2 anni, dal febbraio 2021, hanno ricoperto il grosso edificio. Lavori finiti quindi, così sembra, anche se a questo punto rimarrà da risistemare, dopo 2 anni appunto in cui la zona sottostante l'Inps è servita da ricettacolo della spazzatura, da risistemare, dicevamo, tutto quanto era stato lasciato abbandonato, e cioè il marmo di pregio che è evidentemente chiazzato da macchie dovute appunto all'incuria e al fatto che il cantiere si è protratto per oltre 24 mesi. Questo è l'ultimo servizio, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19.